È stata una partita vincente, ma anche convincente, quella giocata sabato pomeriggio all'Esseneto di Agrigento, che ha visto la squadra del Gigante primeggiare sulla Paganese per 2-0, con gol segnati da Longo su calcio di rigore al 38esimo e dal giovane Franchi da poco entrato, che al 49esimo del secondo tempo su assist di Parigi ha insaccato il bravo portiere della Paganese Gomis, che ha salvato per almeno 5 volte delle palle gol che l'attacco biancazzurro ha sferrato alla sua porta. La partita è stata giocata con un buon livello tecnico, era da tempo che non si vedeva una squadra giocare così all'Esseneto e ha suscitato tanto calore dal pubblico che più volte ha incitato i giocatori. Una vittoria fa sì che la squadra aumenti anche la sua autostima in vista di tappe più impegnative come quella di sabato prossimo con la Casertana. Intanto la partita con la Paganese è stata l'ultima che ha giocato in casa all'Esseneto, essendole stato vietato il nulla osta della Lega per giocare le partite, poiché il campo non è provvisto di campo di illuminazione nonostante le 2 deroghe già date. Ma per il futuro fa capolino un'altra cordata che dovrebbe subentrare a Giavarini. Un gruppo di svizzeri dovrebbe firmare l'acquisto del club già martedì, come confermatoci da fonti autorevoli presenti all'Esseneto sabato pomeriggio. Forse la nuova proprietà si impegnerà a iniziare i lavori e la Lega potrà dare la terza deroga. Le prossime gare pertanto si disputeranno a Siracusa, allo stadio De Simone. La società ha già diramato un comunicato ufficiale che è disposta a rimborsare le quote a quegli abbonati che ne facessero richiesta. In testa al campionato al momento c'è il Monopoli con 11 punti, quindi al secondo posto un bel gruppetto di squadre con 7 punti, formato dal Catania, dal Trapani, Catanzaro, Siracusa e Lecce. Quindi il Bisceglie rende con 6 punti, con 5 punti la Regina, con 4 l'Acragas, la Casertana, il Matera, il Fidelis Andria, Leonzio Sicula e la Paganese. 2 punti alla Juve Stabia e il Cosenza, quindi all'ultimo posto con 1 punto il Fondi. Soddisfatto l'Ello di Napoli per la prestazione che i suoi hanno fatto e per i 3 punti, i primi che arrivano, che fanno fare un salto in classifica alla società. Fino adesso ci siamo sempre stati, è il risultato che non veniva, anche se abbiamo fatto delle ottime prestazioni, abbiamo raccolto solo a Monopoli. Oggi diciamo abbiamo fatto un'ottima prestazione, è venuto anche il risultato meritato. C'è stato parecchio caldo oggi, il clima ha influito parecchio per i giocatori che diciamo, all'ultimo sembrava di ripetere la stessa partita che abbiamo fatto con Rende, invece ce l'abbiamo fatta, anzi addirittura abbiamo raddoppiato. Il caldo era impressionante oggi, io che stavo fuori veramente ho sofferto il caldo, immagino i ragazzi come hanno sofferto, però ho visto le motivazioni, la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi veramente superlativi e vi faccio i complimenti ai ragazzi miei, ai 25 del gruppo, alle persone che ci stanno vicino, che ci stanno aiutando, ma il merito è tutto loro. Cosa ci vuole ancora per migliorare, specialmente nella parte finale? Ma continuare a lavorare come stiamo lavorando, il mio credo è non accontentarsi perché chi si accontenta è mediocre, spero che i miei ragazzi hanno questa crescita e continuino a crescere così e sono contento perché ho un gruppo di ragazzi volenterosi. La pressione oggi l'hai avuta, la responsabilità del punto nel momento in cui hai tirato il rigore, tutti gli occhi erano su di te. Comunque è andata bene alla fine. Sì, è andata bene, ma per fortuna non ne soffro di queste pressioni, dai. È un calcio di rigore, si dice che i migliori giocatori sbagliano i calci di rigore, quindi è giusto che io mi prenda queste responsabilità perché anche essendo giovane sono uno dei più grandi in questa squadra. All'ultimo c'è stata qualche incertezza, hai avuto quella lunga palla, sei arrivato davanti al portiere ma si vedeva che eri stanco. No, sono arrivato morto perché oggi faceva veramente caldo, ma questo non deve essere un alibi. Come faceva caldo per noi faceva caldo anche per loro, quindi prendiamoci questi 3 punti e pensiamo già alla trasferta di Caserta. C'è qualcosa in più rispetto all'Agragas dell'anno scorso? Sicuramente avendo riconfermato lo zoccolo duro dell'anno scorso abbiamo sempre le stesse idee. Poi sono aggiunti giovani di qualità veramente interessanti che cresceranno secondo me partita dopo partita.